L'onorevole Michele Catanzaro del PD all'Ars interviene oggi sulla programmazione dell'ANAS relativamente agli interventi urgenti sulla Palermo-Sciacca. Le decine di interrogazioni parlamentari e le continue sollecitazioni hanno sortito un primo effetto, ma continueremo a vigilare affinché sulle strade siciliane venga migliorata la sicurezza. Michele Catanzaro continua dicendo: dopo la risposta diffusa dall'assessorato regionale all'infrastruttura e mobilità a una specifica mia interrogazione dello scorso ottobre in cui si richiedevano interventi urgenti per la messa in sicurezza e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada statale 624. Da una relazione dell'ANAS apprendo che sulla strada in questione si stanno eseguendo 2 interventi per un investimento complessivo di 3,3 milioni di euro, previsto tra l'altro il consolidamento del corpo stradale nella frana 58 e 500, gli impianti di illuminazione a servizio di alcuni svincoli. L'ANAS, continua Catanzaro, ha programmato 5 ulteriori interventi, attualmente in fase di attivazione, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro, per il ripristino del piano viabile, la segnaletica da realizzare in tratti saltuari e lavori di manutenzione sulle opere d'arte presenti lungo la strada statale. Per quanto riguarda il viadotto Frantoni, nei mesi scorsi l'ANAS riferisce di aver riavviato e completato un intervento di ripristino della scarpata e di reggimentazione idraulica delle acque superficiali entro il primo semestre del 2025. Sappiamo bene che la condizione delle infrastrutture legate alla viabilità siciliana è tra le peggiori d'Europa, afferma il parlamentare del PD all'Ars Catanzaro. La pianificazione degli interventi di manutenzione deve essere precisa e puntuale e questo è fondamentale per consentire alla nostra isola di avanzare lungo la strada del progresso. Vigileremo ogni giorno affinché il governo regionale ascolti le necessità dei territori senza bisogno delle nostre interrogazioni.